quarta edizione di L'amore conta di Davide Napoletano. Abbiamo qui un ospite che ormai è di casa, il nostro Miki Petillo. Ciao Miki. Ciao a tutti, ciao. Sei stato su questo palco per ben 4 anni, ma come ci si sente a stare ancora qui, ancora una volta, a sostenere l'AIL, a sostenere Davide e il suo progetto, il suo evento? Allora, io dico, è sempre un piacere essere qui, essere ospite di Davide, che è un ragazzo che si impegna per portare queste bellissime manifestazioni nel nostro territorio, nel nostro paese, insieme a tutto lo staff meraviglioso di Street News, che per me è come una famiglia, tu lo sai. E quindi io mi sento onorato ogni anno ad esserci e ci sarò sempre, quindi una minaccia, diciamo. Ti aspettiamo anche l'anno prossimo, allora. Non è la prima volta che canti le tue canzoni, però che emozione e come stai, diciamo, tremando, sei emozionato da questo momento? È sempre un'emozione, diciamo, cantare la propria musica, perché è inedita, diciamo, quindi far ascoltare quello che scrivi, far ascoltare tutto quello che senti è un po' come esporsi ancora di più. Quindi spero che anche questa sera le persone possano accogliere e apprezzare, esatto, i miei pezzi. Speriamo. Invece un'ultima domanda, poi ti lasciamo al pubblico. Anno pieno con il tuo CD Secret, ma quali sono invece il programma per il futuro? Allora, guarda, è sempre un work in progress continuo, io non mi fermo mai, infatti già sto scrivendo altre canzoni che spero diventeranno realtà quanto prima, e poi ci saranno sempre alcuni appuntamenti live, infatti vi invito sempre sui social a seguirmi per il calendario completo di questo tour musicale, ecco. Quindi un'ultima cosa, salutiamo gli amici di Street News, dei social, Instagram, Facebook, tutti i nostri amici e i tuoi amici soprattutto. Ok, un abbraccio fortissimo a tutti gli amici di Street News, ciao!